Oh, ma benvenuti a voi. Allora, noi, Cato, diciamo, questo è Vabbè, ma io ero sicurissimo. Io ho paura di quali altarini potreste tirare fuori. No, vabbè, No, ma io 20 anni sei che in stare ore a guardarti mentre canti e suoni, quindi... Allora diciamo, Cato, grande. che noi conosciamo bene, anche perché adesso è inquadrato, Nino Azzarà, chitarrista, artista, compositore e quant'altro, che chiaramente ci sorprende sempre con delle situazioni nuove. Nino, intanto se hai voglia di presentare, diciamo, i tuoi compari questa sera, insomma, gli altri maestri cattivi come te. Allora, abbiamo il maestro Sebastiano, macchinista. Un applauso. Bella Seba. E Maurizio, il maestro chitarrista. Diciamo, Versione cibernetica. da cameretta. Versione da cameretta, ecco. Questo cattivo maestro, che cos'è? Una citazione cinematografica, no? No, è che diciamo che dopo la chiusura di Settembre Nero, che era il progetto precedente che avevo, non volevo rinunciare del tutto al fatto che il nome potesse ingenerare dei discorsi imbarazzanti, che era il motivo per cui si chiamava Settembre Nero. Ah, gruppo, ok, che tipo. come te, Settembre Nero, subito un discorso imbarazzante. Sì. Allora ho scelto qualcosa tipo Settembre Nero, ma di ambito più italiano, Sì. per cui è venuto fuori il cattivo maestro. Per Che, essere- che come tutti sanno, tutti lo sanno, era Toni Negri. Tutti lo sanno, tutti Lo quanti. sanno là dentro, tutti, vero? Cato, lo sapevamo, è chiaro. La Tonini Ovviamente. Negri, che poi adesso lui sta, dove sta? A Parigi, tipo, dove sta? Infatti sarà vicino di casa. Uno degli ideologi. È uno di- degli ideologi, esatto. da, Ho capito. da Settembre Nero a... Ah, No, vabbè, basta, vabbè, dai. ho capito, vabbè. E questo è, diciamo, lo scià. I brani che invece diciamo, mettete insieme in questo ensemble hanno un sapore, diciamo così, abbastanza anche aggressivo, sintetico, acido. quasi. Hanno un sapore rock and roll ridotto all'osso. Cioè, Sì, anche perché dopo tutto il delirio elettronico del punto di Settembre Nero, è bello rivederti con delle strutture più blues. che sono quelle che mi appartengono più di tutti. Poi chi di voi non è stato conquistato dalla gruva sabauda degli ultimi 10 anni, elettronica? Sabauda ormai Basta, diciamo, ci cioè, stavano. la gruva Sabauda che ormai bene. Allora senti, per continuare su questa gruva, diciamo, quale brano ci vado ad ascoltare adesso? Facciamo ascoltare un brano che si chiama Il Sale. Allora, tutti i pezzi che noi suoniamo stasera sono molto diversi dalle nostre canzoni, come le suoniamo di solito in un concerto elettrico, che sono abbastanza un muro di volume. Questa sera abbiamo fatto delle versioni apposta per Ma Mauro. noi per guarda, caso. questa siete qua spa- si quindi meritano vi un siete applauso, sbattuti. veramente. Si bravo. sono sbattuti per Grazie, fare delle Questa è una versioni. cosa. Vi siete sbattuti per riuscire a fare una cosa che potessimo in qualche modo riuscire a gestire noi, che sai che abbiamo comunque dei mezzi. La volumata, la Esatto, volumata. la volumata. E il prossimo pezzo che si chiama Il Sale, nell'originale sembra un pezzo dei Ministry, Sì. quindi è una roba non da camera. Noi l'abbiamo rifatto così. Quindi la versione 1, versione da camera qui al salotto, grazie cattivo Il maestro sale. per questa il sale. sale che anche a me, diciamo, evoca momenti di gioventù, Cattivo maestro. golden age, cattivo maestro. Marinai, stremati dal sale e dai guai, farisei, sconfitti dall'uso del lei, ma in verità ti dico, lasciami amore, non ti so più scopare. Come mai non vedo futuro per noi? Fatti
scopare, non prendere il sole mi ha fatto essiccare, io perdo la fede e do fuoco all'altare. Lasciami amore, non ti so più scopare, non prendere il sole mi ha fatto essiccare, se l'occhio non vede la lingua non sare, io perdo la fede e ti mollo all'altare. È un pezzo anche acido, diciamo così, nel testo, breve, ma è una scossa praticamente. Sì, infatti con questo intervallo di quinta bemolle all'inizio Vedi che ci cazzo, apre, sì. l'ha beccato. Il famoso tritono, Diabolus in musica. Diabolus in musica. Quindi ci sono anche proprio dei riferimenti numerologici a questo punto, numerici. Sto mettendo su una sorta di flanger, mi sembra di aver capito. Sarà un pezzo un po' flangerato. E che siamo in pochi a suonare, bisogna fare in modo che Venga fuori. con i delay di cavarsela. È chiaro. Siete indie pure voi, pur non avendo l'età, mi permetto, pure voi vi siate Perché noi adeguati. siamo Il rimasti pulpito, indie. poi noi Esatto. arriviamo, è chiaro. Non ci siamo mai mossi. Beccando l'altra ondata. Allora, dicevi, il prossimo pezzo è un po' flangerato, però... Il prossimo pezzo è un po' flangerato ed è il classico ballatone che trovate a metà di tutte le scalette. Ah, bene, un ballatone, immagino, però struggente, veramente Struggentissimo. Distruggente. distruggente addirittura, non bistruggente, struggente 2 volte, che si intitola Si chiama I tuoi interessi. Your I Business. tuoi interessi. Percepisco della, qualcosa Un po' di... Di economico, no? Cioè, no, proprio qualcosa di pungente, di pungente, tu dici qualcosa- qualcosa di chi No, diciamo che se uno se ne sta a casa la sera, le cose di cui parla questa canzone non gli succedono. capisco. Ok, Capisco. quindi per chi esce la sera questa canzone? Esatto. Cattivo maestro. I tuoi interessi. L'inizio, la notte, dicembre, non ho sigarette, fa freddo, non ti comprendo, ma vieni lo stesso a casa con me. È strano, pensavo che non ti avrei mai più rivisto da un cosmo lontano. E invece la pelle, le mani, la fame che non si può estinguere. Finalmente ho capito che quando sei innamorato agisci contro i tuoi interessi. Il vizio, lo scontro, la pace, lenzuola strappate, la bocca vorace, l'ansia di perdere un solo momento, di esserci sempre più dentro. È strano, pensavo che non ti avrei mai più rivisto da un cosmo lontano. Finalmente ho capito che quando sei innamorato agisci contro i tuoi interessi. E non c'ero arrivato nel miele dentro all'ombelico. Annegano i difetti più perfetti. Di
all'incrocio imprevisto di miti perversi, il viaggio, l'attesa, l'idilio, le corde legate alla testa del letto, il salto, la gioia, la furia, e un giorno come un altro, il dubbio e la noia, la fine mattina, dicembre, nell'unico modo esplosivo possibile. Finalmente ho capito che quando sei innamorato agisci contro i tuoi interessi, e non c'ero arrivato nel miele dentro all'ombelico, annegano i difetti più perfetti.